Si vuole decretare senza dirlo la morte del porto di Venezia. Per noi è inaccettabile questa cosa. Sono preoccupati e molto arrabbiati i lavoratori del porto di Venezia, pronti a decretare 3 giorni consecutivi di sciopero potenzialmente in grado di bloccare la città. Ma è in gioco, sostengono, la sopravvivenza stessa di un'istituzione che a Venezia vanta una tradizione storica e a tutt'oggi garantisce lavoro a 1200 aziende e i loro 19.000 dipendenti. Il porto oggi sta morendo lentamente. In assenza di lavori di manutenzione della laguna i fondali crescono e ci sono navi che non possono più raggiungere le banchine. Di fatto il porto muore per la crisi della burocrazia. Ci sono commissioni, sottocommissioni e di più che non permettono di decidere sulla normale manutenzione dei canali. È come dire copriamo le buche delle strade. Noi non vogliamo che a Venezia ci siano le autostrade che vengono scavate per far arrivare le navi. La normale manutenzione prevede i 12 metri, è il punto di equilibrio fra la città, il lavoro, la sua salvaguardia e l'ambiente. Questo però non viene fatto, quindi vuol dire che non si vuole fare. Alla resa dei conti non manca molto. Il 19 dicembre arriva sul tavolo della Commissione Salvaguardia un progetto per l'innalzamento di 1 metro del sito di conferimento dell'isola delle Tresse, che potrebbe accogliere 1 milione di metri cubi di sedimenti. Il 20 si riunisce a Roma il Comitatone, 2 tappe fondamentali nelle parole del presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, intervenuto all'assemblea dei lavoratori di Venezia e di Chioggia a Mestre, nella battaglia affinché le nostre città continuino ad essere dei luoghi pieni di vita e di lavoro, contro chi vorrebbe creare dei musei a cielo aperto fuori dal tempo e dalla storia. Se non viene approvato, purtroppo a questo punto ci troveremo costretti a mobilitarci. Noi faremo anche un presidio quel giorno in cui si incontrano e andremo lì con una nostra delegazione per sollecitare e sensibilizzare rispetto al problema. Ma se la risposta è negativa, il porto si ferma e secondo noi si ferma la città.